Qualcuno si è accorto che l'aria sta cambiando? L'aria non in senso fisico, l'aria in senso metafisico, che per gli edotti significa mezzo fisico, metafisico, oppure significa qualche altra cosa. Cosa significherà? Che l'aria sta cambiando. Dopo l'esplosione di un'infinità di scherzi sui social, c'è stato un divertimento che ha accomunato tantissime persone, i canti dai balconi, gli scherzi, gli sfottò, motivando così una cultura mediterranea dedita alla creatività più assoluta. Ma l'aria sta cambiando l'aria, in meglio, in peggio. Io direi né in meglio né in peggio, è cambiata. Eh, Quasi 10 giorni di astinenza motoria cominciano a produrre degli effetti negli stretti spazi abitativi delle famiglie, e anche pensate chi è da solo dentro una casa, e le restrizioni, ci dicono, aumenteranno, non si potrà più neanche correre. Arriveremo forse al giorno in cui dovremo centellinare il respiro? Sono domande che si girano in quest'aria un po' malata, devo dire, dopo tanti giorni. Non si può dire che sia un'aria di festa. Le famiglie hanno esaurito i termini di confronto, i bambini sono annoiati, divorati adesso dalla visione della televisione, dallo spazio distruttivo delle PlayStation, insomma sta cambiando. E quanto durerà ancora tutto questo? Io tantissimi anni fa, quando ancora esisteva soltanto il TG1, ce n'era uno, ma in quegli anni io scrissi che probabilmente la pubblicità si sarebbe inventata il caffè decaffeinato. Poi pensai anche che si potevano inventare il tè deteinato, il latte delattizzato, e per finire col mio solito paradosso, un giorno avremmo avuto l'acqua calda decaldizzata, cioè l'acqua. E, e oggi tutta l'industria alimentare si nutre di sostanze che raramente corrispondono alla natura dell'elemento che pubblicizzano. E insomma, è un'epoca veramente strana. Nella virtualità del mangiare si è aggiunto oggi la virtualità del vivere, perché una settimana poteva essere una grande riflessione, dai 10 giorni in poi non è più riflessione, signori. Guardate bene, guardatevi intorno, guardate nei vostri spazi angusti, io l'ho fatto, mi guardo, e sta cambiando qualcosa. Sogno che 50, 60, quanti siamo, milioni di italiani, una volta che sia possibile, e me lo auguro che sarà possibile, ritornare nelle vie, tutti insieme marciamo silenziosamente verso il futuro. Un'immagine un po' da Day After, un po' da Apocalypse Now, ma certamente un'immagine positiva che va a significare qualcosa che forse non raggiungeremo mai più, un viaggio silenzioso, non vociante, silenzioso, con il cuore che sogna. Questa è un'Italia che ha un senso, un'Italia che sogna. Bambini, questo, se ce la fate, potrete farlo soltanto voi. A domani.